situazione preoccupa tra il caldo e la siccità la scarsa quantità d'acqua nei fiumi veneti. Critica in particolare la situazione sul Po. Il servizio di Luca Colombo insieme a Claudio De Zan. Vediamo. L'acqua, dicono i tecnici, quando è troppa fa paura e nessuno la vuole. Quando scarseggia se la accaparra chi sta in alto. Fin qui, dura e scontata, la legge del più forte. La stanno subendo ancora gli agricoltori del Delta, ultimi ma non beati lungo il Po. Competenze frammentate, regioni, consorzi di bonifica, autorità di bacino, Enel, interessi in contrasto, uso potabile, agricoltura, ambiente, il minimo vitale per i fiumi, energia e turismo che vogliono pieni i serbatoi dei laghi. Manca un regolatore. Si tratta di attivare un tavolo permanente all'interno del quale si incomincino a rivedere le dotazioni irrigue. Bisogna che anche l'ambiente abbia la sua quota d'acqua. Non è semplice. Un tavolo, frattanto, l'ha convocato la Regione Veneto, a Venezia, gli Stati Generali delle Acque. L'autorità di bacino del Po, seguendo le raccomandazioni comunitarie in uno scenario climatico in mutamento, ha preparato un piano di bilancio idrico, base di trasparenza su cui impostare un confronto permanente e fare opera di persuasione sulle regioni a monte. Ora come ora 20-25 metri cubi al secondo dal lago di Garda placherebbero la sete della provincia di Rovigo. Non siamo gli unici gestori del Garda, quindi cercheremo di sensibilizzare le altre regioni e la comunità del Garda perché ci dia questa possibilità. ARPAV chiama altra pioggia dopo le avvisaglie di queste ore, la lunga calura e un inverno poco nevoso. Un po' di sollievo, ma quel che è perso, fino alla prossima siccità, se non si condividono una volta per tutte cooperazione, prevenzione, uso sostenibile. I consorzi di bonifica portano avanti non senza difficoltà l'ammodernamento della rete. Delle riserve d'acqua dei laghi, naturali e artificiali, non si potrà in ogni caso fare a meno in condizioni come queste. È evidente che il territorio non può vivere senza quei laghi. E dai fiumi al mare è scattato in tutto l'Alto Adriatico il fermo pesca. L'obiettivo è